No, il futuro nell'immediato promette molto male, nel senso che oltre alle disdette siamo causa effetto per quanto riguarda il decreto emergenza sanitaria che è stato varato ancora il 23 di febbraio. Al momento non c'è ancora una chiarezza né in termini temporali né in termini territoriali rispetto alla validità dello stesso, se non per quelle che sono le aree di zona rossa. Il problema sta nel fatto che quando parliamo di turismo non vai a coinvolgere solo un'area fisica e molto limitata territorialmente, ma vai a creare un effetto domino su tutto quello che è la psicosi che ciò genera. Tra i comparti dell'economia che sta soffrendo per l'emergenza coronavirus, quello del turismo è tra i più colpiti. Alberghi vuoti, disdette, gite di classe cancellate stanno affossando l'intero settore. I fatturati in queste prime settimane dell'emergenza sono crollati del 30-40%, ci dicono le associazioni di categoria. Le richieste alle istituzioni sono chiare. E chiediamo un sostegno, ma il sostegno non deve essere solo la parte dedicata alla moratoria dei mutui e interessi o le casse in deroga, perché il 90% delle agenzie è rappresentato da una costituzione societaria che solitamente è un paio di persone, spesso familiari o amici che insieme hanno condiviso questa avventura nel gestire le attività di agenzie di viaggio e quindi non ne sarebbero toccati da questi benefici. Per le agenzie turistiche il problema è anche come far rientrare i clienti che al momento sono all'estero. Abbiamo dei clienti a Santo Domingo che dovrebbero rientrare per il 13 di marzo e che in questo momento sono bloccati perché Neos, la compagnia aerea di bandiera, pare voglia cancellare il volo. Non è ancora chiaro se come accadrà, ok? Perché è una cosa in definizione in questi giorni e da parte del tour operator ci è stato detto che nei prossimi giorni ci avrebbero comunicato, ma la cliente non sa come comportarsi perché se avesse rimborso proverebbe a rientrare, magari facendo uno scalo tramite altri aeroporti europei, che ne so, via Francoforte o quant'altro, ma non può decidere.